Registrano, perché sennò sono 20 minuti in più perché faccio solo. No, già stato. Il primo è stato. Sera vista. Possiamo parlare col microfono? No, a casa non sento. Sono tutti? Ci siamo tutti? Mister, buonasera. Buonasera. Si vince, si continua a vincere, fa morale, fa classifica, insomma, anche oggi contro la Fiorentina, che lei riteneva formazione sicuramente di spessore, devo dire che è andata bene perché l'Udinese ha giocato bene. Sì, direi di sì, oggi sì. Oggi, oltre a raccogliere punti, abbiamo anche dispensato e sviluppato una buona gara. Se sapremo gestire meglio alcune situazioni potremo fare ancora meglio, però insomma io oggi sono soddisfatto del lavoro della squadra, sono contento. Gestire meglio quali situazioni, mister? Perché ci sono delle volte in mezzo al campo, io dico, noi dobbiamo risolvere i nostri problemi secondo me partendo dal centrocampo, perché abbiamo determinate caratteristiche. Ce ne manca qualcuna, un po' di geometria in qualcuno, però dobbiamo migliorarci nei movimenti, sapere anche nelle scelte, sapere quando è il caso di verticalizzare, sapere quando è il caso di gestire, far girare la palla. Però abbiamo poco tempo per lavorare, dobbiamo dedicarlo anche a queste cose qua. E a centrocampo mi sembra che l'esperimento, tra virgolette, di Isla in quella posizione lì dove poi tende molto comunque andare anche senza palla abbia funzionato molto bene, no? Io penso che sia uno di quei giocatori così utili che insomma danno tantissimo vantaggio all'allenatore, perché lo può schierare un giocatore, un ragazzo così in tanti ruoli, e anche secondo me in quella posizione, sapendo magari migliorando i tempi di inserimento che sono leggermente diversi rispetto a quelli di fascia, anche perché vanno, come dire, concertati con l'altro uomo di fascia, in questo caso Pasta, secondo me può essere veramente uno che arriva a fare più di qualche gol. C'è questa intesa con Mussolini? 1-2. Perfetto. Sì. Buonasera mister, complimenti intanto per la vittoria. Grazie. Volevo chiederle due cose. La prima è un dato sulla difesa, è da tanto che in campionato non prende gol, questo è un aspetto molto positivo, meglio dirlo piano. E poi volevo chiederle la sostituzione di Torge, noi dalla tribuna ci aspettavamo magari di Natale che uscisse per farlo rifiatare. Totò stava alla grande, Torge ha un tempo sulle gambe, lo stiamo già spremendo un po' troppo. Torge deve lavorare molto, deve far crescere la sua condizione fisico-atletica, lo si vede dai test e voi lo vedete che noi facciamo e voi lo vedete anche dal campo, dalla tribuna. E quindi Totò oggi era brillantissimo, tanto che speriamo di poter sfatare questo detto per cui non può fare 3 partite di fila. Speriamo che aiutandolo, magari tutte intere no, ma aiutandolo nella gestione del lavoro come lui sa fare, ma aiutandolo ancora di più e con la maturità che lui acquisisce di giorno in giorno, di arrivare a tanto, perché per me oggi è stato esemplare, nel senso che è stato anche di esempio agli altri, perché a rincorrere gli avversari Totò non lo vedo molto, ma oggi l'ha fatto. Mister, posso chiedere della Fiorentina, facendo i complimenti alla sua Udinese ovviamente, si aspettava una Fiorentina un po' dimessa oppure siete stati voi a chiudere tutti gli spazi? No, so che la Fiorentina è un'ottima squadra perché l'ho vista giocare contro il Bologna nella registrazione che abbiamo avuto, e per me nella prima di campionato la Fiorentina ha offerto una prestazione veramente scintillante. Se poi oggi è andata così, a me piace guardare i miei meriti, i miei giocatori, la mia squadra, non mi permetto di giudicare l'altra squadra, se non la ritengo una delle formazioni, come dire, costruite meglio anche sul piano delle caratteristiche dei giocatori e del talento dei giocatori della seconda fascia, una delle migliori della seconda fascia. Grazie. Una cosa, lei dice c'è qualcosa da registrare in mezzo al campo,
abbiamo visto la squadra di giovedì, abbiamo visto la squadra di oggi. Giovedì ha schierato un centrocampo completamente inedito, era la prima volta l'anno scorso che giocava senza Asamoah, Pinzi, chiaramente anche Inner. Oggi ha recuperato Asamoah, Pinzi in mezzo al campo. La sensazione è stata che questa mediana possa essere il punto di forza dell'Udinese invece. Cosa c'è che non va in mezzo al campo? No, a me piace, come dire, mi piace sì, cercare di andare a cogliere proprio tutti gli aspetti, insomma, ma senza voler essere quello che non sono. E dico che possiamo fare meglio. Mister, ci può dire qualcosa su Pasquale? Guarda, non so, l'ho visto sul lettino dei massaggi con una borsa di ghiaccio vicino all'inguine, quindi ho l'impressione che si tratta di un problema muscolare, però non so dire. E questo è grave perché le partite rapide a successione perdiamo un giocatore che speriamo di no, ma adesso vediamo. Si ferma un giocatore che non può essere utilizzato in Europa League e che era molto importante insomma il campionato. E Asamoah? Asamoah ha preso una sorta di pestone al dito. Mi auguro non sia niente. Mister, buonasera. Mi sembra che la sua squadra stia molto bene a livello fisico. Quanto può durare questo? No, ma io ripeto già una cosa. Noi siamo partiti il 4 luglio con un pre-ritiro. La Juventus, che non ha le coppe, è partita il 7 luglio. Quindi non è che abbiamo anticipato così tanto i tempi rispetto alle altre squadre per preparare così tanto, così bene o puntando tutto sulla Champions League. Sapevamo che dovevamo fare una cosa che ci mettesse nella condizione di essere brillanti, e lo eravamo, e dal punto di vista della condizione fisica anche con l'Arsenal bene, e prepararci per il campionato. Quindi io non so se dureremo sempre così, ma non dipende da un inizio di preparazione, diciamo così, importante. Sì, troppo anticipato. E poi volevo chiederti ancora una cosa su Basta, che mi sembra veramente un giocatore, adesso non per andare a cercare il pelo, per ritornare indietro nel tempo, neanche tanto, ma con Basta e Domizzi a Londra forse. Non ritorniamo tanto indietro nel tempo, ormai quello è un capitolo chiuso. Va bene? Ok.